La Presidente della Provincia, Francesca Zaccariotto, ha ringraziato la Regione per aver presentato il disegno di legge sul territorio adottando un metodo democratico in cui decisore è il territorio stesso. L'incontro avvenuto venerdì nella sede della provincia di Ca-Corner è stato aperto non solo agli operatori del settore ma allargato anche ai rappresentanti dei comuni. Sentiamo l'intervista fatta proprio alla Presidente Francesca Zaccariotto. Credo che sia un momento importante in quanto da molto tempo si attendeva questa proposta di legge che si integra con quella che è la legge regionale 33 del 2002, quindi grandissime aspettative. Devo dire che apprezzo il metodo che la Regione si sta dando, cioè di andare direttamente nel territorio, quindi scegliendo le province come rappresentative di tutto il territorio, quindi di tutti i 44 comuni, per confrontarsi attraverso un dibattito con tutti quelli che sono i soggetti interessati al sistema turismo. Quindi in questo caso abbiamo ritenuto come provincia di Venezia, visto e considerata l'importanza che ha per il territorio questa industria del turismo, di invitare a questo confronto non solamente i tecnici, quindi gli operatori, ma anche le associazioni di categoria, tutti i sindaci dei 44 comuni, le Proloco, la commissione provinciale come c'è quella regionale, quindi ci auguriamo che ci sia con questa nuova legge anche l'opportunità di definire chi fa con cosa e soprattutto per quel che riguarda le province che si metta in evidenza il ruolo della provincia a garanzia di un turismo per tutto il territorio.